Addio a Myrna Doris, storica voce della musica napoletana. Annunziata Chiarelli, per tutti Myrna Doris, si è spenta questa mattina all'età di 79 anni nella clinica Villa Angela a Via Manzoni, dove era ricoverata da diverso tempo. L'artista, nata a Napoli, precisamente nell'incanto del borgo di Marichiaro, aveva fatto il suo esordio al Festival di Castriocaro nel 1962. Grazie e benvenuti nel borgo di Marichiaro. Prima di passare ai ringraziamenti voglio sottolineare quanto per noi sia come associazione, come famiglia di Myrna, come comunità e come territorio sia importante ed emozionante questa giornata e questo evento che stiamo per svolgere. Perché? Perché oggi per due motivi importanti. Innanzitutto perché oggi celebriamo, ricordiamo una grande artista, una grande interprete, una grande amica nativa di questo borgo, e poi perché per noi è un grande orgoglio celebrarla in questo posto, che è un posto particolare, suggestivo e soprattutto ricco di significati, ed è un piccolo posto quasi consacrato alla tradizione della musica napoletana. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto sacci che so, ma te non so che io niente, e dammi sto veneno, non aspettare rimane, che indifferentemente ti do maccia. Io non ti dico niente. Io sono di Marichiaro ed è stata questa un'idea di Gianni Ravera quando mi ha presentato al concorso di Castrocaro Terme del 63, cioè per staccarmi un po' da tutti quelli che erano i partecipanti, mi chiamava la ragazza di Marichiaro, e poi è rimasto così questa cosa. Poi Marichiaro è un posto bellissimo. È vero, mio caro album, questo tempo strabocca di improvvise nuove sensazioni, di sentimenti, di azioni tanto determinanti da non poter più contenerli. Quanti fatti, quante immagini, forti e calde, quanti umori, palpabili nello spessore e nella levigatezza, rubano, affamati lo spazio della mia intimità. Mio papà si chiamava Antonio. A 19 anni, dopo il servizio militare, conobbe mamma. Babbo lavorava alla società telefonica della Sielte. La sua famiglia era umile, non avevano soldi. 10 fratelli, tutti quanti amanti della musica. E il ricordo è ancora vivo, quando ci si riuniva tutti la domenica a una grande festa. Papà amava tantissimo il mare. Era un grande pescatore. Pensa che ad ogni festival a cui partecipavo, il titolo della canzone che cantavo lo scriveva a dedica sulla piccola barca e poi usciva di notte a pescare. Era quasi un rito di buon auspicio per me. E questa è la mia mamma. Si chiama Marta. È magnifico dire ancora che si chiama Marta, a differenza del babbo. È di famiglia ricca. Conobbe babbo a 20 anni. Si incontrarono vicino alla chiesa di Sant'Antonio, una zona di Napoli dove viveva la mamma. Si sposarono nel 1934 e il viaggio di nozze lo fecero a Roma. Pensa che per loro fu un grande evento. Il viaggio di nozze durò ben 5 giorni. Poi è nata Maria, poi è nato Giovanni e dopo un po' sono nata io. Eccomi qui. Devi sapere che il mio vero nome è Annunziata. La scelta di questo nome è stato un simpatico errore di nonna e di nonno, perché furono loro a portarmi a battesimo.
Mentre mamma era ancora a letto per il dopoparto, i miei nonni mi battezzarono e quindi il prete chiese come mi chiamavo. A Peccerelle, signor, come si chiama? Tu te lo ricordi, diceva la nonna al nonno. Io no. E tu te lo ricordi? Io no. Ah, signor, scusate, ma voi come vi chiamate? E la nonna disse, io mi chiamo Nunziatina. E allora vuol dire che la bimba si chiamerà Nunziatina. Mentre però poi Mirna, che è il mio secondo nome, me l'ha dato il mio maestro di canto, Salvatore Mazzocco. Cominciai a cantare a 21 anni. A 22 mi presentai al Provino di Castrocaro. Che emozione. Dopo venni presa e mi piazzai al secondo posto insieme a Iva Zanicchi. E di merito ci hanno regalato un festival di Sanremo a Ivo e un festival di Napoli a me. E io su questo palcoscenico ero piccola, magra, uscivo da questo angolo qui con i miei vestiti lunghi che pesavano un'eternità, non si capisce. Io ho vinto 3 festival su questo palcoscenico, con Cuore Spezzato, con Credere la Mamma, anzi forse 4, con Chitarra Rosa, con tutte le bellissime canzoni che scrivevano per me. Trascurasse una lontana, ma giurasse non parla mai più. E c'eretmo tu, ma è giuramento d'amore, sarà pure stato mare, e mi tormento ogni sera, una lacrima in tuo cuore. spazzato, cada
Innanzitutto io penso che Birna Doris sia una di quelle donne, di quegli uomini napoletani di grande valore di cui la città fatica ad accorgersi. Per un provincialismo alla rovescia, tutto quello che comincia qua viene considerato chissà dagli snob agli intellettuali di seconda categoria. Se non ci fosse stato Paolo Limiti, un settentrionale, Mirna ce la saremmo completamente dimenticata. Ed è un errore, un grave errore, uno dei tanti. Mirna veniva da lontano, dagli anni 60, dalle elezioni con Mazzocco, dal Festival di Castrocaro, dove fra l'altro aveva cantato una canzone di Mario Trevi, Mare Verde. E gli anni 60 sono i suoi anni d'oro, diciamo, perché purtroppo è stata sfortunata anagraficamente, perché lei al massimo del suo fulgore artistico si è trovata con la fine del festival, con il declino della canzone napoletana. Ha vinto 2 degli ultimi festival della canzone napoletana, con Cuore spezzato e Preghiera alla mamma. E poi è finito tutto. E lei in qualche modo ha fatto la trafila di tutti quanti, che dovevano convivere con un certo mondo. Quando stavano chiusi, dicevano ai compagni miei là dentro, poco a scimma ci avevamo trovato un marito, ci sposammo. E scendevamo a pasciare a chiesa del convento a pregare per questo marito che dicevano. A chiesa teneva una porta a rintovì che ci trasevano voce, gli astemma, e pure gente. E la folla passaisse, giovane, elegante, profumata. Non si assottava mai a una scanna, mai a una seggia, al letto. Quei labbra che pregavano e gli occhi che guardavano, annoiate guaglione, ma sono tutte uguali. Io ho fatto la sceneggiata tutta la vita, ho vissuto di sceneggiata. Però quando poi si è chiusa e per 15 anni non si è fatta più, ho avuto una fortuna meravigliosa, perché il grande attore, l'organizzatore Jeppe Iglesias, che tutti conoscete, grande attore di teatro, forse non lo so, si era impazzito, mi ha invitato a fare una Lacrima napolitana in teatro, che abbiamo fatto per circa un anno, girando un po' dovunque era possibile, ed è stata una bella cosa che ho fatto. Mi sono sentita molto onorata che lui mi avesse chiamato a fare questa cosa. Lei sapeva tutte le cose brutte con dolcezza, nel senso brutte notizie, no? Molto delicata, sapeva tutte le cose. Lei ha amato molto la vita, i nipoti, la famiglia. Lei ha vissuto una donna, per me, diciamo, quello che ho visto, quello che vedo, quello che ho sentito, per me è sempre voluto, sarà una grande c'è una professionalità unica, assoluta, cioè è proprio biblica, diciamo, una donna che ha vissuto tutta la sua vita facendo l'artista. E poi c'è stata invece questa esperienza teatrale fatta con Roberto De Simone, che è finita da pochi giorni, ed è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni eccezionali, molto 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 grandi, devo dire la verità, sono stata molto contenta. Bella, perché poi Roberto fa delle cose eccezionali. Ho avuto la fortuna di fare Roberto De Simone con aiutami, come si chiamava? Piedigrutta di Viviani. Nunzio Gallo era il mio compagno di lavoro, bravissimo, perché Nunzio sappiamo tutti quanti la voce meravigliosa che aveva, ma a parte la voce lui era un grande attore, come adesso lo sono i figli, che sono dei grandi attori del cinema, della televisione. Quando c'è quella stoffa lì non è che si dimentica. E così ho fatto per circa 2 anni con Roberto De Simone Festa di Piedigrotta, l'abbiamo fatta in tutto il mondo, anche nei paesi dove non si sentiva neanche parlare italiano. E siamo andati, abbiamo fatto a Londra, figurate. Cosa bellissima, ho fatto questa cosa molto bella che era comunque rappresentata come una sceneggiata, ma era un lavoro di grandissima importanza.
salvalo tu, Madonna mia, a tu. Sono bambinelle coppie quartiere e tutta Napoli faccio parlare quando scusa per la sera, coppo pianino mi metto a ballare, perché ambulanza in niente mi squaglia e se mi afferra mi torno alla sua. Io ho avuto una fortuna perché ho assimilato le radici, i colori, i genitori, i nonni, la vita, gli odori. Io ho l'identificazione in moltissime canzoni che gli autori hanno scritto in genere per donne grandissime, grandi artisti, maschi, femmine. Io ho l'identificazione in moltissime canzoni di questi autori della mia persona, dei miei sentimenti. E io sono la donna dell'addio, per esempio. Io sono la donna che ha vissuto nel momento che è stata scritta l'addio. Ecco, lui era malato di tissi, questo uomo che io amavo, e ho vissuto questa storia in una maniera intensa, come se io fossi proprio la persona sulla quale è stata scritta la storia. Nello stesso tempo sono Catarì di Serenata Napolitana, perché sono una dimensione diversa, meno proiettata nell'aggressività. Poi sono l'ultima tarantella, per esempio, perché ho una vitalità e scorporo invece la mia timidezza in una vitalità e difendo un amore, ma sono senz'altro la donna dell'ultima tarantella. Cioè, questa è una sensazione che ho avuto da piccola, perché io sentivo e cantavo delle canzoni e piangevo, mia mamma mi picchiava. Diceva che io ero pazza, ma devi andare a scuola, devi studiare, su queste cose. Ci ho sentito sempre questa intensità di queste meravigliose canzoni, che molte di queste canzoni sono state scritte per me, che c'era un momento prima. La data ne ho innamorata, appena roba associata, sa da sapere appicciata. La canzone è un mistero, è un veicolo di tutto quello che ci appartiene. Attraverso la canzone noi possiamo identificarci, qualificarci addirittura. Con la canzone noi diciamo le cose che non riusciamo a dire e facciamo le cose che non riusciamo a fare. È come se fosse una componente che il Padre Eterno ci ha dato per svincolare tutti i problemi della nostra città, per dare degli spazi di luce e di gioia ai momenti più infelici, ma ai momenti anche più drammatici. Perfino la morte, secondo me, è una componente della canzone. T'accompagno vica sulla te casina mia e ti porto per quartiere. Ma lo sole non si vede, ma si vede tutto il resto. E sarà per le finestre e capisci quanto è bello la città con le scenelle. Com'è bella la città con le scenelle, com'è bella la città con le scenelle. Mi dispiace solamente all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una parte che fa niente, che non tiene coscienza e non tiene rispetto e come fanno a pigliare suono. Quando la sera d'indolietta, quando la sera d'indolietta, quando la sera d'indolietta. E mo ti porta a Marcellina, sempre che non tiene fretta verso le 5 la mattina, quando il traffico permette, e ti è permesso tutte cose, no perché ti hanno dritto, ma perché
perché si è sempre fatto solamente per dispietto. Per dispietto, è soltanto per dispietto, è soltanto per dispietto. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo a scuola, ma nessuno può fare niente. Gesù cambia caramelle come dolce e come bella. La città vuole scegliere, com'è bella la città vuole scegliere, com'è bella la città vuole scegliere. Io che sono musicante e mi sento fortunata, canto e suono e canto, che sta bella serenata, perché sono innamorata. Perché forse ci sono nata male, ma vedete quanto è bella. Ci devo lasciare, com'è bella, ci devo lasciare, com'è bella, ci devo lasciare, com'è bella, ci devo lasciare, com'è bella. Com'è bello, la città evoluzionella, com'è bello, la città evoluzionella, com'è bello, la città evoluzionella, com'è bello. Noi, sapete, quando ci si vuol bene si finisce così spudoratamente per farsi dei complimenti continuamente. Però a lei mi sento veramente di farli, anche perché per me è stato una vera scoperta, è stata la prima possibilità televisiva davvero che ho avuto di richiedere e ottenere un sì, per fortuna, dalla direzione, perché quando ho sentito cantare Myrna, che io conoscevo di nome, ma non tanto perché non avendo seguito in quei momenti il festival di Napoli, non ero riuscito a seguirla, ma ti conoscevo molto bene. Risultato che è arrivata, la sento cantare dal vivo per la prima volta, fate conto che arriva una persona che voi sapete che è brava, la conoscete come tanti nomi eccetera, però non l'avete mai vista in persona. Arriva, vedo questa bella donna, dico beh però, dico, il personale già promette bene. Vediamo adesso dal vivo, senza abbondante, accorgimenti. E questo pure promette bene. Beh, devo dire che sei abbondante nei punti giusti, per cui nessuno si lamenta, giusto? Risultato, ve l'ho detto, ha aperto la bocca, io mi sono letteralmente innamorato di lei. Anch'io. E a questo punto ho detto... Solo che lui dopo ha sposato Justine. Myrna per me non era soltanto una collega, perché siamo state colleghe per tanti anni, un'amica, perché siamo state molto amiche, era anche, avevamo pure una parentela che è la prima volta che lo dico strana, perché eravamo insieme a due fratelli, per cui come lei c'è stata per tanti anni, 17 anni, e io per 10-11, insomma ci vedevamo spesso, andavamo a casa sua, a casa mia, eravamo cognatine, diciamo la mia cognatina. Quindi questo ricordo che mi fa anche sorridere, perché ci divertivamo, insomma, in varie situazioni, siamo state bene, insomma. E poi Myrna come carattere, come artista, era un'artista a tutto tondo, ma era anche una pazzarella, un po' come me, cioè se non faceva quello che voleva lei non lo faceva, le piaceva cantare a modo suo e guai se gli altri non facevano le cose che voleva lei. Ho un ricordo indelebile di questa grande donna. Io come volontariato porto da anni un progetto Make Up per un sorriso. Lei mi è stata molto vicina. Ricordo una mattina mi venne a trovare al Pascale e si è trattenuta con me e con le donne per la scelta giusta della parrucca, per rafforzare il trucco in un momento così particolare.
sei indimenticabile, sono tanti momenti belli che hai regalato alla tua anima, non solo come artista, ma anche come donna. Stellariana quando comparisci, Stellariana quando comparisci, la fonte d'acqua santa non ci criasti, non te l'acqua santa non ci criasti. Quando arrivaste tu rosa amarante, quando arrivaste tu rosa amarante, la grazia non ci facci sta tutto quanto, la grazia non ci facci sta tutto quanto. Batte, 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 solo batte, 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 l'acqua romana diventa i roci, l'acqua romana diventa i roci, tutto il mondo si facetta pace, si facetta pace. Quando ci ne s'appicciaiano tre lune, se ci ne s'appicciaiano tre lune, non so pure te fama più nessuno, più nessuno. Ho avuto anche la soddisfazione che due giornalisti come Pietro Gargano e Gioconda Marinello hanno scritto sulla mia storia della carriera un libro. Sì. Che è stato straordinario secondo me, perché io ho potuto in questo libro, visto che non ho raccontato la mia storia intima, la mia storia di dopo, ho voluto raccontare la mia infanzia, che è bellissima. Io la ricordo, la mia finestra sull'infanzia è la cosa più bella che una persona possa ricevere. Io ho avuto un padre che faceva il pescatore, io andavo a pescare, io facevo le cose più semplici e più belle della vita, avevo 5-6 barche, ero piccola, avevo tutti i miei compagni che venivano a mangiare dopo scuola con me, cioè l'infanzia era di giochi, di cose sane, di vita meravigliosa, fino a quando sono cresciuta io ricordo questa mia infanzia di una bellezza incredibile e una nostalgia troppo grande di questa cosa. Ma il libro è stata la voglia, ecco, che appartiene un po' alla mia abitudine, quella di cercare di raccontare questa Napoli tenuta fuori dai riflettori, di considerare come un protagonista vero, perché lo era, dei personaggi, per cui mi è venuta voglia di raccontare Minatori, che ripeto, secondo me è stata veramente una grande interprete. E quindi facemmo questo libro, in cui lei fu molto, fra l'altro, mise a disposizione tutte le cose che lei sembrava così svagata, non interessata, invece raccoglieva tutti i segni della sua carriera, nell'album pieni di frasi, di ricordi, eccetera, e ce li diede appena male, come ci diede l'accesso a tutte le sue fotografie. Però tu lo devi un attimo almeno guardare, perché guarda, qui c'è tutto da fuori. Ma come so, guarda, ci ho letto le bozze, cosa stai dicendo? E quando lo commentiamo un attimo, perché se mo ci fai vedere solo la fotografia pare che uno fa la reclama di una cartolina illustrata. Che sei quasi nuda, per esempio, che cominciamo subito bene, così vediamo, vedi questa cosa. Sì. E poi faccio vedere che la talentosa già da bambinetta, come vedete, sognava. E guardate che corpicino! Mica ridere, eh? E poi qui c'è tutto praticamente le vittorie. Commentarlo me lo dedichi, che è vero, nei giorni che verranno. Ma guarda, con Barnard, Faye Dunaway, ma hai conosciuto tutto il mondo. Io ho conosciuto tutta questa gente attraverso la tua trasmissione, attraverso la tua persona, per cui è talmente ricco questo libro di notizie, perché mi viene attraverso la tua trasmissione e a te devo tante di quelle cose che ci sono in questo libro. No, ma a parte che devi a te prima che a me. La prima volta che ascoltai live dal vivo
Mirna, e me ne innamorai, disse, mamma mia, questo come canta bene, mamma mia, mi auguro di poter un giorno, dopo anni di esperienza, di poter cantare in questo modo, ma non prepararmi oppure fare lezioni, no, farlo spontaneamente. E Mirna era una di quelle cantanti che con la sua grande spontaneità usciva una voce straordinaria, una grande artista. Abbiamo fatto veramente tante serate, Torna Maggio l'abbiamo fatto per mesi interi insieme a un altro grande, Nunzio Gallo, sabato e la domenica facevamo queste serate meravigliose e non si passava avanti. Quando usciva lei era il top, era il massimo, come Nunzio Gallo e anche noi, e sempre spazio a noi artisti più giovani, sempre, c'è sempre, non era come qualcun altro che si mette avanti e gli altri indietro, no, trema la mano, diceva io, vieni e canta con me, bellissimo. Non suoni fisarmonica si sente, non sa ci siamo sto suonando, ma forse sta suonando, o veramente non suoni fisarmonica si sente, Mario bene, amare son che vas che mi dai, non te ne scero, l'amore nostro non te ne dimani, Mario cuore perché non sape che lo da fare, si ha dato il rama per te, o si ha da fermare, amare bene, amare bene. Ho conosciuto Mirna Doris nel 1966. Lei cantava al Festival di Napoli una mia canzone, Non m'abbandonà, con la musica di Edoardo Alfieri. Poi ci siamo persi un poco di vista, io non ero un grande frequentatore dei festival, degli artisti, sia per la mia professione di dirigente d'azienda, ma anche perché insomma, non ho mai frequentato eccessivamente il mondo della canzone, ho un rapporto un po' riservato. Poi ci siamo ritrovati durante il periodo che lei faceva il programma con Paolo Limiti, faceva un programma in televisione con Paolo Limiti e io in quel momento collaboravo, avevo lasciato la Rizzoli e collaboravo con Bideri. Quindi io andavo alla Bideri, alla conduttore della Bideri a Roma e lei andava in televisione a Paolo Limiti. Quindi ci incontravamo spesso in treno e facevamo delle lunghe chiacchierate e lì si è rinsaldata la nostra conoscenza, la nostra amicizia con un grande rapporto di stima e di affetto reciproco. In quegli anni io, nel 98, proprio per Bideri, ho curato una piccola antologia delle canzoni di Mirna Doris, prendendo spunto dal titolo da un aggettivo che Paolo Limiti usava per lei, la talentosa. Quindi noi facemmo un CD intitolato La Talentosa, che includeva sue grandi interpretazioni di canzoni classiche a partire da Era de Maggio fino a Palome Notte, Scetate, eccetera eccetera, e poi concludeva con una canzone che io avevo scritto apposta per lei, sempre con Alfieri, che si chiamava Amala Maria. Poi ci siamo frequentati, lei frequentava il negozio dei miei figli a via Petrarca e abbiamo avuto sempre un grande rapporto di stima reciproca, dico. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa per amore della verità. Un poco, forse parecchio, del successo di Amario Bene è dovuto a Mirna Doris. Questo le va riconosciuto, perché lei riuscì ad avere da Sergio Bruni l'autorizzazione a farne la sigla di un programma televisivo che faceva a Canale 21 e quindi lo mandava continuamente per decine e decine di puntate e da lì Amario Bene ha preso il volo. Fammi che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, a te non so più niente,
e dammi sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente se tu m'acciri, io non ti dico niente. Abbiamo cantato delle belle canzoni insieme ai Festival di Napoli, abbiamo fatto dei grandi successi, siamo stati insieme all'estero, abbiamo girato il mondo insieme, abbiamo fatto sempre delle belle figure e nel cantare, nel comportarci e nel portare la nostra bella canzone in tutto il mondo. Che dire di Mirna Doris? Mirna Doris per me, Mario Trevi, è una cantante ed è stata e resterà una grande artista e come interprete e come persone e come donna educata e come persona civile. Perciò dico, Napoli non deve mai dimenticare questi grandi artisti, perché abitualmente, sapete, si fa sempre così, un grande artista nasce e poi quando finisce si parla un po' e poi non si parla più. Meno male che avete messo questa bella cosa qui, in modo che se la gente vuole dimenticarsi di Mirna Doris, automaticamente viene subito ricordate con questa. Grazie. Sono contenta di aver fatto la mia carriera a Napoli perché solo Napoli mi ha vestito fino all'ultimo giorno di un successo e di un affetto che è rarissimo da trovare, che bisogna sudarsi però. Voglio ringraziare a voi, alla mia città, al mio pubblico, perché grazie, ma non lo faccio per avere un applauso, mi avete applaudito a più non posso, lo faccio perché veramente forse sarà l'ultima volta che sono qui in un momento di compagnia del pubblico e di un teatro e questo mi fa molto piacere. Grazie per quello che mi avete dato, per come mi avete sostenuto, per quanto mi avete votato. Grazie, grazie, grazie di cuore. Non posso inginocchiarmi, ma è come se lo avessi fatto. Così come l'avete chiamata, è molto bella. La cosa che mi piace di più è sapere che incontrerà tante persone che non conoscono la figura di Mirna e che passando di qua, proprio come dice sempre anche il sindaco, sicuramente si chiederanno chi è, magari sul cellulare faranno una piccola ricerca e quindi la sua immortalità artistica, che proprio prima veniva richiamata, sarà viva nella vita di tante altre persone e soprattutto sarà viva nella vita di chi viene a spendere qualche minuto o qualche momento in questo luogo, che sicuramente è il luogo che noi napoletani scegliamo forse per il momento più importante, che è quello di condividere un sentimento, un amore o anche forse un momento di difficoltà. Io stessa sono venuta qui qualche volta quando qualche cosa magari di più difficile ti accade nella vita e quindi viva Mare Chiaro, grazie a voi per questa bellissima idea, per questo contributo e grazie a chi ha conosciuto e vuole bene a Mirna Doris e soprattutto è bello per noi come amministrazione e come città realizzare queste iniziative insieme per raggiungere sempre più persone e stare tutti quanti insieme dalla stessa parte, che è quella della difesa della nostra cultura e insieme alla difesa della cultura la difesa della nostra città e delle napoletane e dei napoletani e delle donne e gli uomini che hanno amato Napoli e che la rendono grande nel nostro mondo. Grazie. Saluto i familiari, gli artisti che sono intervenuti e solo per rappresentare che non è mai scontato riuscire a fare questo, perché ci sono anche delle regole nella toponomastica, ci sono dei vincoli formali da superare, certe volte burocratici. Qui abbiamo trovato un punto di equilibrio che consentisse di superare i 10 anni dalla morte, che non tutti sanno che per poter intestare una strada, un vicolo, una piazza ci vogliono almeno 10 anni dalla morte. Qui si è riuscito a trovare un punto di equilibrio con una pergamena, con una targa, perché pensavamo che 10 anni erano troppo lunghi. Poi la storia di Mirna Doris è incredibile, se uno appunto fa una ricerca, come si diceva prima, sui siti, nei libri, veramente sono circa 60 anni di storia della musica popolare della nostra città, ma articolata in tutti i luoghi, da palcoscenici internazionali con artisti di livello mondiale, dai vicoli, dal borgo,
dai teatri, ma fino a qualche mese fa, in realtà fino a un anno fa, 2 anni fa, dal Teatro San Nazzaro, Acacia, mi ricordo anche io, Augusteo, e anche in televisione, un'artista molto amata, molto popolare, e credo che sia importante la toponomastica perché segna l'immortalità delle persone. Ed Edoardo effettivamente quando parlava degli artisti parlava in presente, verbo presente, anche quando morivano, perché così effettivamente la musica non finisce mai, però serve anche ricordare, perché certe volte si ha un po' di superficialità sull'orgoglio napoletano e bisogna invece sempre essere fieri, il che non significa essere retorici, però sapere che questa città a livello culturale mondiale non è seconda a nessuno, anche e soprattutto in quella cultura popolare che io amo molto, che non significa di secondo livello. Qualcuno confonde e dice quello è un artista del popolo, popolare, può significare quasi come se non fosse d'élite, non è così, perché il grande artista è quello che arriva non solo a chi ha il denaro per poter andare al San Carlo a vedersi un grande spettacolo, ma è quello che arriva nel cuore della persona ricca come della persona povera. Si è grandi quando vai al di là del colore politico, delle appartenenze di censo, dal lavoro che uno fa, e credo che oggi abbiamo messo a posto un tassello di un puzzle molto bello che è quello della nostra città. Siamo? Ci siamo. Via. Mirna, ogni volta che una sua canzone aveva successo, sia per le decisioni di dischi, sia perché gliela chiedevano dappertutto, metteva il nome della canzone a una barca a Mare Chiaro. Ora mi farebbe piacere che una barca nuova a Mare Chiaro portasse proprio il nome di Mirna Doris. Sarebbe una bella idea, sarebbe un ricordo vivo. Ecco, vedere attraversare i banchi di pesci, i cefali eccetera, la Mirna Doris sarebbe proprio bello, penso. In sallo soldato innamorato, stai lontano da sto cuore, io ti volevo pensieri, niente voglia, niente spera, per te sempre a fianco a me. Sii sicuro che sta amore, come so sicuro di te. Grazie Messi, quando a notte non ti vedo, non ti senti in tasti braccia, non ti vasi questa faccia e non ti stringi forte in pietà a me, ma scetanno ma sto suono, ma fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi cuore, che di sudore si strada, oh prima ancora, oh prima scrivo, sempre sta contento, io non penso che a te sola, non pensiero mi consola che tu pensi solamente a me. Tutte belle, non è mai
si stato prima amore. Ditelo voi una volta, si stato prima e l'urdo ma sarrai. Grazie, finalmente buonasera, mi cacciano via. Lo so, amore, ma io non me ne essi più, ma fanno qua. Grazie di cuore.